Ciao Luciano, questa immagine è tratta dal filmato che feci 10 anni fa, il 30 aprile 2011, nella veglia per il lavoro alla vigilia del 1° maggio, quindi dopo 10 anni, e l'ho pubblicato il video l'anno scorso per ricordare il 1° maggio. Non pensavo, non potevo immaginare che saremmo arrivati a questo 1° maggio che Luciano ci aveva già lasciato. Luciano Stocco è stato salutato circa 10 giorni fa nella chiesa di Cassinamata, l'ultimo saluto per lui che ci ha lasciato, e riesprimo la vicinanza nella preghiera, anche nel dolore alla famiglia. E come tutti hanno ricordato, come tutti hanno detto, Luciano è stato un grande, perché quando si parla di valori, di amicizia, del lavoro, della pace, fate l'elenco di tutti i valori che volete voi, e per un cristiano i valori della dottrina sociale della Chiesa, quindi il bene comune, la dignità della persona umana, la solidarietà, la sussidiarietà, lui li ha messi in pratica concretamente, li ha messi in pratica aiutando, facendo in modo che lavorassero le persone più fragili, più deboli, giocandosi in prima persona. E Luciano se ne andava via, se ne andava. Quando si trovavamo insieme a me facevano quelle battute milanese, parlavamo anche in dialetto, anzi in lingua milanese. Avevo grande stima per lui, come tanti ce l'hanno, ovviamente per tanti motivi che ho detto, e in questo 1° maggio ricordare Luciano Stocco mi sembra una delle cose più belle per poter ricordare il 1° maggio, il lavoro, i lavoratori, quelli che si sono dati da fare affinché il lavoro fosse per tutti. Ciao a tutti.